Il vecchio è il nuovo, e questa la Marina Militare Italiana. L'AMNI, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, e le nuove leve in servizio. Oggi la Marina Militare celebra la sua festa qui a Porto Empedocle, il presidio militare garantito dalla Capitaneria di Porto, Guardia Costiera. Sì, questa è una cerimonia sobria ma importante perché vogliamo stare in mezzo alla gente, con la cittadinanza. Abbiamo alcuni marinai in servizio e in congedo che sono stati premiati e oggi riceveranno questi riconoscimenti, ma soprattutto, finita la cerimonia, come sempre la Guardia Costiera ritorna in mare. Oggi arriva una nave con 400 migranti, una nave della Guardia Costiera qui a Porto Empedocle. Siamo pronti ad accoglierli come sempre, insieme a tutte le altre istituzioni dello Stato che fanno sistema qui a Porto Empedocle come ovunque in Sicilia. Un messaggio del capo di Stato Maggiore della Marina particolare, dove ha centrato il suo discorso? Sia il Capo di Stato Maggiore, sia il Ministro della Difesa e sia il Presidente della Repubblica, di cui leggeremo oggi il messaggio, hanno incentrato sul valore umanitario e sociale dell'attività che la Marina Militare, in tutte le sue articolazioni, tra cui la Guardia Costiera, svolge tutto l'anno. In particolare c'è un accenno molto forte, molto sentito alle attività in favore dei migranti. Marina Militare che oggi celebra la sua festa e che in provincia di Agrigento vuol dire Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, una sinergia con le istituzioni dello Stato. I rapporti sono assolutamente ottimi, tanto con la Prefettura quanto con tutte le altre forze dell'ordine. D'altronde è proprio questo spirito di collaborazione che consente a noi tutti di gestire nel miglior modo possibile, questo è ovvio, le varie emergenze. Siamo costantemente al centro di talune dinamiche, festeggiamo ora la Marina Militare e poi intorno a mezzogiorno, come dire, bisogna essere assolutamente operativi perché arriva una motovedetta della Guardia Costiera con 384 migranti. Non ci fermiamo, cerchiamo veramente di, ribadisco, gestire al meglio, nel miglior modo possibile, ma questo con uno spirito di collaborazione che è essenziale. La Marina Militare festeggia la sua ricorrenza, il presidio qui a Porto Empedocle è dato dalla Capitaneria di Porto. Io sono felicissima di essere qui oggi a questa manifestazione importantissima per la Marina, per noi, per lo Stato, e sono orgogliosa in questo momento di fare proprio qui e di essere qui come commissario straordinario di questa città, di questo meraviglioso porto, di questo mare meraviglioso. E quindi felice e ho accolto con molta gioia questo invito del comandante. E la mia presenza qui vuole essere anche una presenza non solo fisica, proprio come permanenza in quest'anno in cui starò e come presenza, nel senso che ci sono e in collaborazione anche con questa autorità penso che faremo delle cose importanti.